oggi giornata mondiale sull'autismo e voi state organizzando diverse iniziative, lo fate tutto l'anno, ma un punto sulla situazione qual è? Sì, oggi è questo 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Come ogni anno l'Associazione Vita Autismo, in collaborazione con l'ASP di Agrigento e Licio Politi, organizza e promuove queste iniziative. A cosa servono? Sono iniziative di sensibilizzazione che servono a coinvolgere la comunità locale, a coinvolgere le istituzioni. Io in questi giorni ho fatto risuonare forte un appello che voglio fare ancora oggi. Quello della necessità, avendo un figlio di 19 anni che mi esce da una scuola superiore, 5 anni del suo liceo scientifico, ecco, io avverto la necessità, come tanti altri genitori che hanno figli della stessa età di Ruben, che si ponga attenzione al fatto che non servono solo i centri immediati per la riabilitazione quando sono piccoli. Occorre avere dei centri polifunzionali, dei centri che possono ospitare questi nostri ragazzi dopo la scuola, perché è giusto che sia così. Noi dobbiamo creare delle possibilità, non dico di futuro, io sono molto obiettiva, non tutti i ragazzi autistici hanno questa possibilità nel loro percorso, ma sicuramente sì, di essere avviati ad attività manuali. Quindi io avverto questa necessità e faccio appello: creiamo una struttura come altre che esistono al nord, creiamo un centro per l'autismo, non facciamolo nascere nei comuni limitrofi. Agrigento è un capoluogo, perché non deve avere il suo centro? Ecco, questo diciamo che è l'appello forte che io voglio fare. Voglio ringraziare sicuramente quanti oggi hanno aderito a questa manifestazione, perché con noi abbiamo associazioni di sportivi, associazioni di medici, di infermieri, tutti hanno capito che occorre creare questa sinergia e parlare di autismo sicuramente non solo il 2 aprile. Momento importante l'ASP, ricordare l'autismo, ecco, ci aggiorni sul fenomeno della malattia anche. La sensibilizzazione dell'autismo oggi è necessaria perché il sistema sanitario nazionale ha dei programmi che tendono a sviluppare l'inclusione basati appunto sull'equità e siccome questa sindrome è stata, su questa sindrome c'è stata poca attenzione e solo adesso ci si va rendendo conto dell'importanza e dell'incidenza di questo fenomeno, dobbiamo fare di tutto per includere sia i soggetti autistici che i familiari che hanno il carico appunto maggiore di questa patologia. Nome e cognome per i titoli. Nome e cognome per i titoli. Domenico Alaimo, responsabile unità operativa educazione e promozione della salute aziendale. Oggi è una unione di più forze, c'è il telefono aiuto, c'è non di violenza, c'è il Panica Musica, ci sono altre associazioni, l'associazione della Croce Rossa, donatori, poi ci sono molte scuole, le istituzioni, quindi tutti insieme per dare un segnale di sensibilità contro diciamo, il pregiudizio sull'autismo. Dobbiamo mettere insieme le forze, parlavamo nella conferenza stampa di giovedì della rete, ecco, bisogna fare rete attraverso tutti gli attori principali per fare che cosa? Cercare di affrontare la questione, il tema, il problema, che è un problema soprattutto di discriminazione sociale rispetto al tema dell'autismo. La professoressa Rancatore con forza e con grande spirito di sacrificio in questi anni continua a lottare per raggiungere degli obiettivi che vadano verso quella opportunità e possibilità per il problema dell'autismo di risolverlo. Agrigento occorre che si doti di questo, però dobbiamo sederci attorno ad un tavolo tutti, ASP, Comune, associazionismo, per mettere in campo un percorso che magari sarà lungo, però bisogna iniziare. Quindi sono contento di questo invito, di questa opportunità che oggi ci si dà, ma non bisogna fermarsi ad oggi, bisogna continuare a tenere alta l'attenzione. Il liceo classico musicale partecipa a questa iniziativa di oggi? Sì, siamo veramente contenti di essere qui in questa giornata mondiale sull'autismo, siamo veramente lieti, i ragazzi hanno accolto in modo incredibile questa splendida iniziativa
e speriamo di cantare anche per dare un sostegno a questa iniziativa, appunto. Nome e cognome, professore, per i titoli.